Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Ricordiamo che dal 2 al 4 di ottobre si terrà a Lazzise del Garda, in provincia di Verona, la 41esima edizione dei Giorni del Miele, una importante manifestazione a livello nazionale dedicata proprio al mondo delle api. Ci sarà un ricco programma di eventi, di convegni con la partecipazione di esperti, ma ci sarà anche un appuntamento molto interessante e molto importante e precisamente si tratta del primo convegno nazionale dei comuni amici delle api. Per parlare di questo abbiamo invitato il dottor Stefano Cremasco dell'Associazione Patavina Apicoltori, al quale chiediamo immediatamente in cosa consiste questa interessante iniziativa dedicata proprio al mondo delle api, ma vista dalla parte dei comuni. Benissimo, grazie direttore. Il nostro intervento come associazione di apicoltori è nella collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Si tratta di un intervento delle amministrazioni pubbliche a favore dell'apicoltura. L'ente promotore è stato l'ANCI Umbria, su spinta di un convegno tenuto a Beirut nel 2010 che ricordava l'anno della biodiversità, e gli apicoltori di tutto il Mediterraneo hanno pensato che se i territori del Mediterraneo e in particolare della nostra nazione diventassero territori amici delle api, ci sarebbe stato uno sviluppo sia sociale, economico ma specialmente ambientale, dato che le api e gli insetti impollinatori pronubi selvatici intervengono per il 70% dell'impollinazione di piante selvatiche e piante utilizzate dall'uomo come produzione. Nello specifico, i comuni cosa possono fare per rafforzare questo movimento? I comuni possono diventare amici delle api qualora adottino nel loro comune una delibera nella quale si impegnano a adottare tutte quelle azioni che promuovono l'apicoltura urbana, l'apicoltura come spinta economica, ma in particolare intraprendono quelle azioni a tutela delle api e a tutela degli insetti impollinatori, che preveda un minor uso di fitofarmaci, un ragionato utilizzo, laddove non è possibile, di prodotti anche contro le zanzare, utilizzando i larvicidi piuttosto che gli adulticidi, e una serie di promozioni, di interventi, in particolare non solo con i cittadini, ma in particolare con le scuole, che promuovano l'apicoltura e l'importanza delle api nell'economia comunale. Quanti sono i comuni al momento che fanno parte di questa associazione? I comuni amici delle api sono nella maggior parte nella regione Umbra, dato che l'iniziativa è partita dall'ANCI Umbria e da FELCOS, il fondo degli enti locali per la cooperazione e lo sviluppo dell'uomo. In Veneto e in altre regioni d'Italia si è diffusa notevolmente questa iniziativa, e almeno una ventina di comuni in tutta Italia, di cui almeno 10 in Regione Veneto, che hanno aderito a questa iniziativa. E diciamo che l'ANCI Veneto ha aderito a questa iniziativa e collabora con la consorella ANCI Umbria nella promozione e nello sviluppo di questo progetto. Ricordiamo l'evento di Lazzise, che si terrà, mi pare, il 4 di ottobre alle 2:30. In cosa consiste esattamente questo convegno? Questo convegno ha l'obiettivo di informare gli apicoltori, gli agricoltori e i cittadini, e di portare al tavolo della discussione gli enti locali che devono o che hanno aderito o che devono aderire a questo progetto. E per rendere molto più pregnante la giornata sono stati invitati degli esperti che diranno quali sono i vantaggi per il comune, per il territorio, di aderire alla campagna Comuni Amici delle Api. Ci saranno le esperienze dei comuni che hanno già aderito con i loro progetti, e ci saranno anche le esperienze di tutti, non solo dei comuni umbri ma anche dei comuni d'Italia, in particolare, dato che Lazzise si trova sulle sponde del lago di Garda, anche dei comuni veneti, in particolare anche i comuni delle valli veronesi,
che hanno aderito in toto. Poi seguirà un dibattito con le associazioni degli apicoltori, degli agricoltori e le associazioni ambientaliste. Chiudiamo con un'ultima domanda. Come stanno le api oggi? Le api quest'anno ci hanno dato molte soddisfazioni, l'annata è andata tutto sommato bene, molto bene nella prima parte, un po' peggio nell'ultima parte della stagione estiva dato l'andamento climatico, però come sapete le api sono una sentinella dell'ambiente e ci indicano ancora il loro malessere, abbiamo ancora delle segnalazioni di apicidi e di spopolamenti di api. È per questo motivo che chiediamo l'aiuto non solo degli apicoltori, ma la collaborazione degli agricoltori e di tutti i cittadini per promuovere l'apicoltura, che abbia anche una valenza, che promuova di conseguenza un'agricoltura ecosostenibile. Bene, ringraziamo il dottor Stefano Cremasco dell'Associazione Pattavina Apicoltori e ricordiamo ancora che dal 2 al 4 di ottobre all'Assise del Garda si svolgerà la 41esima edizione. Era stata una manifestazione creata dall'allora ESAV, l'ente di sviluppo agricolo del Veneto, pensate 41 anni che all'Assise si tiene questa importante manifestazione dedicata al mondo delle api, in particolare quindi dal 2 al 4 di ottobre. In particolare ricordiamo domenica 4 ottobre alle ore 14:30 presso la Dogana Veneta si svolgerà appunto questo primo convegno nazionale degli amici, dei comuni amici delle api, una cosa veramente importante, veramente da seguire. Un saluto a tutti e un cordiale appuntamento alla prossima occasione.